Ragazzi, non per dire, ma questa è nebbia. Bravi, bravi, perché sempre in volta dove si aspettare autostrade. Bellissima giornata, tempo orrendo, sosta obbligatoria dell'autogrill e adesso ripartiamo in direzione del Lago Maggiore, non dimentichiamoci, prima gita dell'anno, Ceschi Viaggi numero 1 e niente che dire, vi auguro una buona visione e a più tardi. Bel tempo ragazzi, andiamo a sudare, occhiali da sole soprattutto. Ci siamo ragazzi, finalmente. E qui ragazzi siamo arrivati a Villa Taranto, sotto l'acqua. E questi profumano, e che di solito non profumano. E quindi questo è il viale, è proprio il viale delle conifere. Il parco si chiama Villa Taranto, perché? Perché il capitano aveva un parente che era stato insignito duca di Taranto da Napoleone e allora lui l'ha dedicato a questo, quella che hanno in America, però il tipo è questa qua. Perché viene, allora è giapponese e c'è scritto cultivar perché praticamente è stata creata, vedete che è un po' un cespuglietto, è stata modificata dai giardinieri. Questo è uno dei punti più panoramici. Direi primitiva, si dice che praticamente è dell'epoca del Giurassico, diventa molto alta, diventa alta 7-10 metri, viene dall'Australia, si chiama Dixonia antartica. Sì, è nei vasi, quindi d'inverno viene messa in serra. Poi i fiori cambiano a seconda delle varie stagionalità. La settimana del tulipano d'aprile, quando sono tutti fioriti. Guardate che bello questo punto con i tulipani, i papaveri, là in fondo la fontana dei Fitti. La bellissima pianta con i fiori bianchi e il corno. Sia bianco che grove. Questa era la piscina del capitano. Poi dopo è stato alzato il fondo e basta adesso. Qui non vado, lo speriamo non è questo sono delle uniche persone. Ecco, da qua vedete il giardino con queste terrazze, con il giardino è tutto all'inglese, molto naturale. Madonna ragazzi, che tempo oggi.
E le ragazze un bel giro in barca. Tutti a bordo. Si parte, vero? Madre perché è stata la prima che sta partecipando con la possibilità. Qua vedete la bandiera russa è qui. Qua è sempre esposta, invece all'isola Bella la metto di sotto. No, no, questo l'altro palazzo. Ci sono dei periodi in cui piove tanto, allora nel periodo a ottobre, ad esempio, ho fatto un'alluvione, ha portato tanti tronchi qua sul lago e c'è usanza, ma più che altro era una volta, usanza era raccogliere i tronchi del lago, farli asciugare e poi dopo riutilizzarli nei camini, nelle spise di casa. E quindi tu facevi la tua bella mucchietta di legno e gli mettevi un sasso sopra, quindi gli altri sapevano che quello era già di qualcuno. Quindi questo piccolo paese, quindi facciamo questi piccoletti. Vabbè, come pioggia qua così. Primo maggio. Buon appetito. Molto grande, non parlo tanto di questo, è piccola. Magari un po' di più, no? Infatti dall'altra parte ieri si aspettava. Settimana prossima Speriamo invece che si sistemi che restiamo sempre giovani, non si vuole mai cambiare. Ma dimmi che ti scrivo. Non posso fare questa roba. Però vede una villetta ispirata alla sera. Benvenuti a Stresa. Bella città per carità, ma oggi ragazzi proprio non ce n'è quel tempo. Non ce n'è proprio. Oh raga, Carrefour Market, mai visto? Carrefour Market e Carrefour Market. Ciao Lago Maggiore.